La sfida della Juventus contro la Lazio si fa sempre più vicina e la vecchia signora è pronta a dare spettacolo sabato sera allo Stadio Olimpico. I bianconeri si stanno allenando duramente e si va sempre più delineando la situazione della rosa torinese, tra chi affronterà le Aquile e chi non potrà giocare. Entro sabato, Adrien Rabiot dovrebbe aver recuperato e potrebbe essere presente in campo per affrontare i capitolini. Mancherà all'appello invece Sami Khedira, che si è recentemente sottoposto a un intervento di pulizia artroscopica del ginocchio sinistro e che dovrebbe tornare nel 2020. Al suo posto potrebbe giocare Rodrigo Bentancur. A difendere la porta invece ritroveremo Wojciech Szczesny. Pirelli non ha intenzione di lasciare l'Inter, si può riassumere così il messaggio di Tronchetti Provera sul possibile rinnovo della partnership con la società neroazzurra. Dopo 25 anni di collaborazione, infatti, al termine della prossima stagione scadrà il contratto che lega le due società. A riguardo il presidente del gruppo, Marco Tronchetti Provera, a margine della presentazione del calendario Pirelli 2020, ha sottolineato: manterremo il nostro rapporto con l'Inter, quale e come sarà nel concreto lo vedremo. È stata anche l'occasione per elogiare il lavoro che sta portando avanti il tecnico Antonio Conte. Il lavoro fatto da Conte, spiega, è straordinario, ha dato un gioco alla squadra, l'ha motivata, ha fatto degli inserimenti che stanno dando un rendimento al di là delle aspettative. Amazon sbarca in Premier League. Il colosso dell'e-commerce è entrato a tutti gli effetti nel mercato del live streaming del mondo del pallone, acquistando i diritti per l'emissione di 20 partite, un turno infrasettimanale e il Boxing Day, pagando 90 milioni di sterline, circa 105 milioni di euro. La prossima decisione potrebbe essere quella di entrare a tutti gli effetti nel business dei diritti televisivi del pallone. Per il debutto l'azienda ha ruolato un vero e proprio esercito fra commentatori, giornalisti e operatori. Per offrire un'esperienza di visione unica e personalizzata, Amazon accompagnerà la visione delle partite con statistiche live, dai tiri in porta fino ai dati di stagione, come la posizione in classifica e le partite vinte. Non c'è pace per Casey Stoner, il 2 volte campione del mondo della MotoGP sulle selle di Ducati e Honda, deve nuovamente fare i conti con un problema fisico. Dopo che nel 2009 aveva dovuto saltare alcune gare del mondiale per un malessere legato all'intolleranza al lattosio, ora il pilota australiano soffre della sindrome da affaticamento cronico. Lo ha raccontato lui stesso al podcast Rusty's Garage, sottolineando che è costretto ad assumere dei farmaci per tenere il problema sotto controllo. Nonostante questo, però, il campione delle due ruote ha dovuto rinunciare ai suoi hobby come l'andare sui go-kart e praticare il tiro con l'arco. La sindrome poi si riflette anche sul suo stato fisico. Non sono più in grado di mantenermi in forma, spiega, ho un problema perché le mie costole vanno fuori asse ed essendo collegate alle vertebre mi causano dolore anche alla schiena.